Dopo 10 anni di assenza tornano in edicola le riviste culturali Sischiglia e Nur, il legame col passato e l'impiego di nuove tecnologie per raccontare e promuovere lingue e identità di un'isola. La sua prima comparsa 63 anni fa per mano dello studioso bonorvese Angelo Dettori, poi una lunga vita sino al 2001, quando Sischiglia cessa le pubblicazioni. Si chiudeva un lungo periodo di analisi attorno al ruolo e all'importanza della lingua e dell'identità sarde, vetrina e insieme contenitori di versi e prosa nelle diverse varianti dialettali della lingua sarda. La rivista ha acceso il dibattito appassionando poeti dell'improvvisazione, scrittori, docenti, accademici. Il suo nome è legato anche alla nascita di uno dei primi premi letterari, quello di Ozieri. Poi il silenzio sino a quest'estate, quando Sischiglia ricompare sotto la direzione di Gavino Maieli, già redattore negli anni '80 e oggi curatore delle nuove edizioni. Assieme appare anche un'altra pubblicazione, Nur, nata negli anni '90 da una costola della rivista madre. Più proiettata verso il futuro, quest'ultima abbraccia le nuove tecnologie e si apre alle culture del Mediterraneo, preambolo di un progetto ancora in gestazione, una terza rivista dedicata ai più piccoli perché possano raccogliere l'eredità dei nonni ed educarsi alle letture di storie e fiabe di un tempo che fu. Cantores de vida noa, de Santo Cristo e de Santo Anni, estremause di